Prima è emigrato una mia sorella che è morta poco tempo fa. Mi ha chiamato e ha detto vieni a New York, che è bello. E sono andato in aprile del 70 e mi è piaciuto subito, solo che all'inizio non parlavo lingua, era molto dura. Ma piano piano, una parola al giorno, ho imparato l'inglese. Poi 5 anni dopo ho conosciuto questa ragazza che è cilena, mi sono sposato subito. Ho avuto 2 figlie, una ha 31 anni e una 28. Siamo contenti, mi piace molto venire qui, ma però lì sto bene pure. Quella di Costantino Pinna, originario di Abbasante, è una storia comune forse allettante degli emigrati sardi che hanno lasciato l'isola nei decenni in cui il flusso migratorio dalla Sardegna era ancora fortemente sostenuto. E come tanti della sua generazione, anche Costantino Pinna non manca, in questo periodo di vacanze estive, di tornare nei luoghi di origine sua e dei suoi genitori. È così tornato a Domus Novas Canales, minuscola comunità dove vivono appena 45 abitanti. Alla fine dell'Ottocento ne aveva 155 e da comune autonomo fino al 1927 è stato frazione di Ghilarza o Abbasanta per essere aggregato dal 1950 a Norbello, un luogo che neanche le carte geografiche spesso riportano, spopolatosi da un fenomeno di immigrazione che ha portato 120 persone dal 1950 ad oggi ad abbandonare queste campagne per raggiungere l'estero, soprattutto Francia e Belgio, ma anche la penisola o altri paesi vicini. Il fenomeno è andato esaurendosi tra gli anni 80, quando in 7 lasciarono il borgo, e gli anni 90, quando partire furono in 3. Qualcuno però ritorna e testardamente tiene in piedi questa piccolissima realtà, lanciando anche autentiche sfide come l'attivazione di una saletta multimediale per gli accessi a internet o la recente apertura nel borgo di un panificio, anche di pani tradizionali, che sta estendendo la sua attività. Nomus Novas Canales è parso così luogo emblematico all'Associazione Culturale Castel di Sella per ospitarvi la 12ª edizione della festa che Norbello dedica agli emigrati, arricchita da un convegno moderato dall'ex parlamentare Raffaele Manca, a cui hanno dato il loro prezioso contributo Battista Saiu, originario di Pozzomaggiore ma da 46 anni in Piemonte, attivissimo ricercatore e motore delle attività del Circolo dei Sardi su Nuraghe di Biella, e Raffaella Zaccheddu, nata in un altro piccolissimo centro dell'Oristanese come Siris e da 26 anni emigrata a Bruxelles, dove presiede il Circolo Martino Mastino. I loro interventi sono serviti intanto a porre in evidenza le caratteristiche dell'emigrazione di oggi. Dai tempi di Costantino Pinna, che abbiamo sentito in apertura, il fenomeno è infatti notevolmente cambiato, perché oggi a viaggiare e cercare fortuna è una diversa capacità professionale, una emigrazione, senza nulla togliere a quella delle generazioni precedenti, d'eccellenza, perché si manifesta con giovani laureati che ben rappresentano l'intelligenza sarda nella ricerca scientifica, nella medicina, nell'informatica. Cervelli destinati loro malgrado, come ha giustamente rilevato Raffaele Manca, a impoverire paradossalmente la Sardegna, perché le loro capacità e competenze vengono messe ora a disposizione dei paesi che li ospitano e l'immigrazione odierna, in tempi di forte crisi globale, non consente di assicurare le rimesse degli immigrati verso l'isola come accadeva in passato. L'immigrazione nuova di oggi si radica sulla vecchia immigrazione. Per noi che siamo partiti quasi 50 anni fa dalla Sardegna, quando eravamo ancora bambini, vedere arrivare i nuovi ragazzi a Biella, la nostra comunità, trovano subito nel nostro circolo il punto di riferimento, il pezzo di Sardegna. Portano del nuovo, portano la cultura attuale della Sardegna, che ben si innesta e ben ricercano dentro i nostri circoli. Noi abbiamo accettato molto volentieri di venire a parlare in questa piccola comunità di Domus Novas, perché per noi vuol dire ritornare a essere sardi, perché vedi, noi abbiamo un vantaggio e una condanna. Qui noi siamo i continentali in Sardegna e in Piemonte noi siamo i sardi. Essere riconosciuti come sardi, la nostra comunità di origine, ci permette di poter riacquistare un'identità a cui abbiamo sempre tenuto ma che qualcuno ci vuole negare. L'immigrazione sarda attuale in Belgio, soprattutto penso che riguardi la città di Bruxelles. Sono i giovani che vengono sia con i programmi Erasmus o per fare degli stage presso le istituzioni europee, oppure con altre associazioni o società internazionali che hanno sede a Bruxelles, e questo è ben diverso da quello che era l'immigrazione di una volta. Per quanto riguarda gli emigrati che risiedono ancora appunto nelle zone, ex zone minerarie, diciamo che una parte di quei sardi, soprattutto i giovani nati lì, ormai sono inseriti nella vita della società belga. Pur, devo dire con piacere, continuando a mantenere i legami con la nostra terra e continuando a coltivare le tradizioni. Per esempio ci sono dei gruppi folcloristici di ballo e di canti che mi rallegrano tanto e sono molto attivi e molto apprezzati.
La comunità dei sardi all'estero mantiene dunque stretti legami con la terra di origine attraverso l'attività dei circoli, 135 sparsi nei 5 continenti, non più semplici luoghi di aggregazione ma in gran parte fucine di esperienze culturali, di iniziative che promuovono la Sardegna nei paesi che li ospitano. Gli ultimi 4 sono stati riconosciuti dalla regione lo scorso mese di luglio e tra loro c'è anche l'ICNUSA di Madrid, a testimoniare le nuove aree di migrazione in prevalenza giovanile dei sardi. Ed anche zone come il Sud America, dove i flussi migratori si sono esauriti da ormai decenni, sono i giovani figli o nipoti dei sardi emigrati a rinsaldare il legame con la Sardegna e a tenerne viva la tradizione e la ricchezza culturale anche così lontano. Gli emigrati di più vecchia generazione lamentano di sentirsi dimenticati dalle istituzioni regionali. La classe dirigente e politica si ricorda di loro spesso solo in occasione di scadenze elettorali. Non si sente adeguatamente rappresentata da questa classe politica ed ecco perché reclama la possibilità di eleggere i suoi rappresentanti in Consiglio regionale, alla stessa stregua di quanto accade per gli emigrati italiani con il Parlamento nazionale. Allo stesso modo mostra preoccupazione per il palleggio di competenze che emerge ora per la gestione delle politiche dell'immigrazione che dall'assessorato al lavoro potrebbero passare alla presidenza della regione. Più opportuno, rilevano, sarebbe la creazione di una nuova struttura, un'agenzia o comunque un ufficio autonomo, un dipartimento interassessoriale che sia strumento operativo per l'azione dei circoli nella promozione della Sardegna nel mondo. Esistono 2 Sardegne. Esistono 1.600.000 abitanti, poco più, di sardi residenti in Sardegna, esistono circa 2 milioni di sardi residenti fuori dalla Sardegna. Fino a quando non si capisce questa esistenza di questa doppia Sardegna, di questa doppia realtà, non saremo corteggiati solamente in certi momenti. È necessario che ci sia un assessorato, una struttura funzionante che tenga conto e valorizzi questa possibilità che i sardi fuori Sardegna possono dare alla nostra isola. Noi siamo disponibili, abbiamo la Sardegna nel cuore, ma non solamente a livello intellettuale o a livello sensoriale. Abbiamo la Sardegna nel cuore perché vogliamo che chi vuole partire dalla Sardegna non debba partire come noi, parta per divertimento, parta per diletto, non parta per bisogno come noi abbiamo fatto. Noi vogliamo dare la mano ai nostri fratelli sardi affinché rimangano in Sardegna con le possibilità economiche che la Sardegna potenzialmente ha e che deve sviluppare e mettere in campo. La festa di Domus Novas Canales è stata l'occasione per un abbraccio concreto ai tanti emigrati che dall'estero o dalla penisola hanno fatto rientro in questo periodo nella piccola frazione. A loro è stato consegnato un riconoscimento da parte dell'Associazione Castel di Sella, presieduta da Claudio Piras, e a loro è stato dedicato lo spettacolo che Sila Notefonda ha proposto i balli di un gruppo nazionale colombiano, dei gruppi Ortachis di Bolotana, San Michele di Silì, la fisarmonica e l'organetto del giovanissimo Andrea Deiana e le voci del locale concerto Nurghiddesu e di quello Abbasantesu. L'incontro è terminato con la distribuzione del pane di Sant'Eusebio da Cagliari e il canto dei Gozos di Nostra Signora d'Europa, intonati da su concerto a Basantesu, quasi a sancire il filo rosso che lega per esempio la Sardegna al Piemonte attraverso un'emigrazione che trova il suo primo arcaico antesignano proprio in Sant'Eusebio, nato a Cagliari, lettore nella chiesa di Roma e quindi vescovo di Vercelli nel 345. Fu lui, nominato da Papa Giovanni XXIII patrono del Piemonte, a portare la devozione per la Madonna laddove sorge il santuario eusebiano di Nostra Signora d'Europa. Ser mamma